La storia del QAM si intreccia con quella di Padova. È da qui che 75 anni fa partirono i primi medici missionari per iniziativa del professor Francesco Canova e del vescovo di Padova Girolamo Bortignon, con lo scopo di formare medici per i paesi in via di sviluppo. In questi anni QAM è diventata una delle ONG in ambito sanitario più grandi e conosciute, aggiungendo al suo nome Medici con l'Africa, vista la scelta di operare soprattutto nel continente africano. Per il suo compleanno, con un gesto simbolico di coinvolgimento della città, il QAM ha lanciato il tradizionale appuntamento con l'annual meeting che in occasione dei 75 anni si svolgerà proprio a Padova il 22 novembre. Lo slogan scelto è "Crescere il futuro", ha spiegato il direttore Don Dante Carraro. Senza guerre, senza quello che sta capitando a Gaza, senza il dramma per carità degli attentati che c'è stati in Israele, ma poi penso anche a quello che sta capitando in Iran. Insomma, ecco, non è questo il futuro che dobbiamo costruire con le nostre forze, con quello che siamo, però gente concreta che attorno a queste cose ci crede ed è qua oggi. In questo particolare periodo storico, QAM con tenacia vuole riportare l'attenzione sull'Africa e i suoi bisogni e sulle potenzialità di formare personale medico che operi sul posto. La gente non è che viene qua, anche quelli che troviamo, non è che vengono qua perché qua vengono a fare insomma, le ferie o altre cose, no, vengono qua perché scappano da situazioni drammatiche se tu dai la possibilità di crescere a sti giovani. L'ultimo che si è laureato in scienze infermieristiche in Sud Sudan, Gordon si chiama, e dopo 4 mesi che si era laureato, gli chiedo: Gordon, dove sei? Mi mostra la foto di un centro sanitario disperso in Sud Sudan dove lui stava lavorando e assieme alle foto sotto mi ha scritto: Fada, I'm very proud, sono orgoglioso di fare la mia parte per il mio paese. Una meraviglia, e questa è la risposta che dobbiamo dare anche ai temi che ci preoccupano di un'immigrazione sconsiderata, non controllata, insomma no. E quindi invece noi dobbiamo investire molto nel continente africano.